God Save the Wine, siamo a Roma, siamo in un contesto bellissimo della Ville, ma siamo anche a Gaiole, il freschino di oggi ci fa capire che siamo Gaiole Alta, quindi la zona del Chianti Classico è una delle più alte e una delle aziende più storiche, come dice anche il suo nome, questa rocca di castagnoli medievaleggiante. Però Kaoru, stasera nel bicchiere ho un vino che fa proprio autunno, proprio color foliage, che è una novità un po' particolare nel Chianti Classico. Allora, questo viene proprio nottetempi, come contatto con la buccia, una notte che con colore come abbiamo detto come autunnale, senso come arancione, vengono da Trebbiano, Malvasia e poi Chardonnay. Quindi è macerazione sulle bucce e Notte Tempi. Tempi è il nome della famiglia che ha costruito Rocca di Castagnoli, giusto? Stavolta ho studiato, e Notte Tempi è il fratello di Tempi, che è un Chianti Classico molto ambizioso, molto particolare, che nasce da un vigneto alberello, perché Rocca di Castagnoli ha tanti vigneti, no? Nel suo, e la gamma di Chianti Classico e poi il vostro vino principale non sono uno ma sono tre, e tutti hanno queste tre etichette particolari. Cosa ci raccontano le etichette? Allora, abbiamo tre Chianti Classico. Primo è questo Chianti Classico, allora mostro qua, che noi abbiamo come questa etichetta, sulla etichetta Rocca Medioevo, e quindi questo rappresenta proprio l'azienda, e quindi abbiamo messo su Chianti Classico base. Abbiamo 850 ettari e 75 ettari di vigneti. Allora, questo è riserva, Poggiafratti, nome del singolo vigneto, e anche questo vigneto è molto tradizionale, poi molto antica, e poi sopra collina ci sono questo convento, e quindi anche questa l'etichetta è molto grosso modo non abbiamo cambiato, sempre con questo convento, e poi ci sono vigneti. Poi sono tutte vini che ricordano un vigneto, un posto, un luogo che è sempre importante, un po' anche là. Poi l'ultimo è questo Stielle, e Stielle anche 600 metri di altezza, è uno dei più importanti dell'azienda. Stielle è nome della propria zona, che sia anche un terreno che è molto particolare, anche zona molto alta, 600 metri, e quindi abbiamo disegnato proprio sopra etichetta. Ecco, per l'autunno noi ci siamo orientati subito su Notte Tempi per il colore, ma un vino che vedi particolarmente adatto per l'autunno ha un abbinamento. Quali di questi tre, per chi non conosce Rocca di Castagnoli, qual è il vino con cui si può innamorare di questa azienda? Tutti e tre, ma ognuno c'è carattere, ma forse Stielle. Quindi Stielle, una gran selezione, quindi il vertice della piramide della qualità del Chianti Classico, un vino quindi che esprime tutto Sangiovese. E poi anche crone della nostra azienda Rocca di Castagnoli, abbiamo impiantato proprio adatto per questo terreno. Quindi un vino intenso, ricco, fruttato, fresco, con una importanza, una struttura che veramente si fanno ricordare. E se oggi è tanto tempo non assaggiato un Chianti Classico, questo è uno di quelli che vi fa aprire gli occhi per vedere il grande livello a cui siamo arrivati oggi. Grazie.